Che ne dica a tutti. La Commissione europea, luglio passato, propose una legge a proposito di trivellazione in mare aperto, per evitare catastrofi ambientali come quella dello Golfo di Messico. Si prevede la responsabilità dell'industria per i danni ambientali fino a 370 km della costa, invece degli attuali 22 km. Aumentano le controllazioni per assegnare le licenze. Per chi già assegnate, la legge potesse valere a cominciare dal 2014, per chi di nuovo dal 2013. Le proposte avessero essere approvate dal Parlamento europeo e dagli Stati membri. Sentiamo che ne disse l'ingegnere Mario Di Giovanna, di Larrite Notriv, a proposito della situazione di trivellazione in mare aperto in Sicilia. La situazione per quanto riguarda le trivellazioni in Sicilia è estremamente delicata. Dopo le prime vittorie che siamo riusciti a ottenere con i vari comitati locali, in particolare col comitato Stop alla piattaforma, ricordiamo che siamo riusciti a far ricettare dal Ministero tutta una serie di concessioni che erano proprio limitrofe alla costa, entro le 6 miglia, i petrolieri sono ritornati alla carica, hanno richiesto e al momento è in fase di autorizzazione al Ministero dell'Ambiente una serie di concessioni, in particolare una sul banco di Pantelleria, che è una fra le più grandi risorse naturalistiche che abbiamo da noi. Questa società è una società che si chiama Audax Energy, ha presentato uno studio ambientale, purtroppo bisogna dirlo, risibile, al quale abbiamo fatto opposizione e speriamo di riuscire a fermare anche loro. In verità, se non c'è un'azione a livello nazionale e forse ancora meglio a livello europeo, non riusciremo a fermare questi signori che hanno dato l'assalto al nostro territorio. Avila poco di mesi che assai siciliani discorrono e si confrontano per mezzo di Facebook su temi che hanno a che vedere con la Sicilia, la sua storia, la sua identità, la sua autonomia, eccetera. L'articoli più leggiuti e commentati dello giornale online sono sempre chi che trattano di questi temi. Blog Sicilia e Sicilia Informazioni, due tra i più leggiuti giornali siciliani della rete, pubblicano spesso articoli di questo tipo. Ma di tutto sul rivoglio, le mezzi di informazione tradizionali pare non adunare sinne. E intanto la settimana passata pigliò un pittanza da un nuovo giornale online lo dibattimento sopra chi sa fare in Sicilia con le statue di uno dei Lipeo protagonisti del risorgimento, Vittorio Emanuele II. Si tratta di Link Sicilia che fece un mese di esistenza la settimana passata. Sentiamo come presenta lo suo giornale online lo direttore Giulio Ambrosetti. È il tentativo di fare informazione, io faccio il giornalista nella vita, di fare un'informazione un po' diversa. Lo stesso fatto che stiamo dando spazio a queste tematiche è anche, come dire, il frutto di una riflessione che abbiamo fatto, perché a nostro avviso dobbiamo rilanciare appunto i temi della questione meridionale, dobbiamo rilanciare i temi della storia da riscrivere possibilmente all'insegna della verità. Vogliamo fare quindi un'informazione un po' diversa, ecco, un po' più approfondita. È una scommessa ardua perché pubblicare le inchieste online non è sicuramente una cosa semplice, è una cosa facile, perché spesso online magari le persone si annoiano e preferiscono un'informazione più veloce. Probabilmente hanno anche ragione. Noi stiamo parlando questa scommessa, questo nostro quotidiano online che è baricentrato ovviamente sulla politica, sull'economia e sulla cultura. Ci teniamo tantissimo anche alle nostre pagine culturali, ai nostri articoli che facciamo. Questo, per esempio, questa battaglia su Vittorio Emanuele è più che politica e culturale, proprio perché riteniamo che la questione meridionale sia innanzitutto una questione culturale. La settimana passata cominciarono in tutta la Sicilia le celebrazioni natalizie. I presepi viventi e le tradizionali novene cantate contribuiscono a creare la tipica atmosfera di un Natale siciliano. Su Pormundi io a Lonci, un paesetto di Licaronie, un è forte la tradizione della novena. Vediamo sul servizio di Fonso Genchi. A Lonci, dallo 16 di dicembre fino al 24, una poco di picciotti ogni notte, dalla mezzanotte alle 5 di mattina, cantano e suonano canzoni di Natale. Non fanno parte di nuda associazione e manco di gruppi parrocchiali. È la tradizione della novena che si ripete trasmettendosi di generazione in generazione. I picciotti vanno suonando in mezzo alle sciate di Lonci sotto le case delle cristiane e capita che qualche famiglia, venuta la canzone, ci offre un buon bicchiere di vino che le aiuta a non sentire freddo o una tazzicetta di caffè per poter restare arrisbigliate per tutta la notte. Già le canzoni cantate pure Susi Pastore, una delle più famose della tradizione siciliana di questo periodo natalizio.
Alle 5:30 di mattina, finita la novena, i picciotti partecipano alla Santa Messa. Lo giorno 1 di marzo morì Lucio Dalla, uno tra le più grandi artisti italiane. Ci venne un infarto a Montreux, in Svizzera. I funerali si fecero domenica alla Basilica di San Petronio, dalla Piazza Maggiore a Bologna, e furono stati 50.000 i cristiani che visitarono il feretro. Amava la Sicilia, ci stava per ogni periodi e magari produceva vino in tali pennini di Lettina. Stupormundi lo vuole ricordare con la sua musica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto bene assai. È una catena ormai e scioglie il sangue dentro me, sai. Te voglio bene assai, ma tanto bene assai. È una catena ormai e scioglie il sangue dentro me. Questo è tutto questa settimana. Ni vediamo il prossimo venerdì. Salutiamo. Salutiamo.